La tanto attesa firma del governo per dare il via alla zona logistica semplificata è arrivata. A darne l'annuncio nella nostra trasmissione Ring l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato. C'è stata la firma sul decreto, finalmente questa è una notizia straordinaria, non per me evidentemente, ma per il territorio, per il Veneto, per Porto Marghera, per i Polesine. La zona logistica semplificata del Veneto rappresenta una svolta significativa per l'economia regionale, promettendo di stimolare lo sviluppo attraverso una maggiore efficienza logistica e opportunità commerciali. Con il coinvolgimento di Venezia, Rovigo e altri 17 comuni, la ZLS si pone come un catalizzatore per il rilancio economico, avendo il porto di Venezia e Chioggia come fulcri strategici. Tuttavia, l'assessore Roberto Marcato ha sollevato preoccupazioni riguardo la copertura finanziaria del progetto. Non ho trovato la voce copertura finanziaria, per cui spero che sia un refuso, perché se così non fosse siamo punto a capo. Il presidente della Commissione Industria del Senato, l'onorevole Luca De Carlo, ha cercato di rassicurare, sottolineando l'importanza del decreto, che il lavoro è appena iniziato e che i fondi si troveranno a tempo debito. Io dico che se avessimo la facoltà di fare tutto e nel brevissimo tempo saremmo dei maghi, non saremo delle persone che pro tempore si dedicano alla politica. Credo che quella di oggi sia la firma di una cornice importante che definisce un'area di intervento certificandone la strategicità. Adesso dovremmo essere bravi a riempirla di contenuti e a fare in modo che non resti una zona particolare o speciale solo sulla carta,